Inserita nel contesto della Festa della Legalità, il Centro Culturale Renato Guttuso ha organizzato questo convegno, questo incontro per parlare di violenza contro i minori. Un parlare insieme tra relatori, tra professionisti di questo importante settore e soprattutto con i giovani, con gli studenti, per cercare di far capire loro l'importanza del colloquio, l'importanza del parlare. Un impegno importante per il Centro Guttuso. Sì, è un impegno importante e soprattutto doveroso, perché i giovani, i bambini sono la società del domani, il futuro, e che spero sia veramente bellissimo. Noi con questo convegno, che non sarà il solo, ma ne faremo tanti altri, vogliamo dare un segno, vogliamo dire: parlatene, non è tabù. La violenza ai minori è un fenomeno diffuso con un'escalation paurosa, ma è tenuto ancora nascosto, perché quasi quasi si avvergogna, anche perché spesso non denunziati i fatti, perché avvengono in seno all'ambiente familiare, alle mura domestiche, che sono quelle proprio che dovrebbero tutelare, proteggere, amare e far sentire amati i bambini. Quindi noi oggi vogliamo dire, assieme alle istituzioni, assieme a tutti gli organi, a tutte le persone che si occupano praticamente dei ragazzi, dire una sinergia di forze. Mettiamo tutti un tassello, ascoltiamo i bambini, parliamo con loro, a prescindere dagli impegni che abbiamo, cerchiamo di dedicare più tempo possibile a loro e poter dire: ecco, noi ci siamo per loro, dobbiamo esserci tutti e cerchiamo di alleviare e cercare di fare il possibile affinché i ragazzi sorridano sempre, se lo meritano e noi lo dobbiamo a loro. Sì, è un argomento veramente molto interessante, ma soprattutto complesso, perché bisogna affrontarlo sotto tutte le sfaccettature. Credo che comunque l'arma vigente sia la prevenzione, educare i giovani soprattutto ai rischi, alle difficoltà, alle complessità e soprattutto capire il fenomeno e saperlo affrontare nella giusta maniera. I giovani, i ragazzi, i bambini recepiscono la gravità e il pericolo? Beh, ogni fascia di età ha sicuramente le sue problematiche. Comunque l'adolescenza è una tappa della vita difficile, perché l'adolescente cerca la propria identità, il proprio modello a cui identificarsi. Quando i modelli non sono positivi e sono negativi, fanno sicuramente un danno serio alla psiche. Anna Alba avvocato, Anna Alba sindaco, che ha dato il suo contributo, il suo apporto non solo a questo convegno, perché nella qualità di primo cittadino è stata anche da tutor in delle situazioni che mai forse né come donna né come mamma si sarebbe voluta trovare. Sì, assolutamente sì, è stata un'esperienza forte che porterò nel mio cuore e che cerco di raccontare sempre in qualsiasi tipo di occasione, perché spesso questi eventi spiacevoli fanno girare dall'altra parte, perché il silenzio o comunque l'omertà di non parlare di eventi che spesso succedono vicino a casa nostra non è affatto semplice. Tutto questo succede nel nostro territorio e non dobbiamo fare finta di nulla, abbiamo le autorità al nostro fianco e soprattutto dobbiamo essere forti come genitori, come cugini, come parenti, come amici, di dare ascolto a queste persone, perché ognuno ha diritto di avere una parte di felicità e garantire una normalità, soprattutto ai più piccoli che hanno davvero l'obbligo di sorridere alla vita.